Il paese senza punta. Giovannino Perdigiorno era un grande viaggiatore. Viaggia e viaggia, una volta capitò in un paese dove gli spigoli delle case erano rotondi e i tetti non finivano a punta, ma con una gobba dolcissima. Lungo la strada correva una siepe di rose e a Giovannino venne lì per lì l'idea di infilarsene una all'occhiello. Mentre coglieva la rosa faceva molta attenzione a non pungersi con le spine, ma si accorse subito che le spine non pungevano mica, non avevano punta e parevano di gomma e facevano il solletico alla mano. «Guarda, guarda», disse Giovannino ad alta voce. Di dietro la siepe si affacciò una guardia municipale, sorridendo. «Non lo sapeva che è vietato cogliere le rose?» «Ah, mi dispiace, non ci ho pensato». «Allora pagherà soltanto mezza multa», disse la guardia, che con quel sorriso avrebbe potuto benissimo essere l'omino di burro che portava Pinocchio al paese dei balocchi. Giovannino osservò che la guardia scriveva la multa con una matita senza punta e gli scappò di dire: «Scusi, mi fa vedere la sua sciabola?» «Ma volentieri», disse la guardia, e naturalmente nemmeno la sciabola aveva la punta. «Ma che paese è questo?» domandò Giovannino. «Il paese senza punta», rispose la guardia, con tanta gentilezza che le sue parole si dovrebbero scrivere tutte con la lettera maiuscola. «E per i chiodi come fate?» «Li abbiamo aboliti da un pezzo, facciamo tutto con la colla. E adesso per favore mi dia 2 schiaffi». Giovannino spalancò la bocca come se dovesse inghiottire una torta intera. «Per carità, non voglio mica finire in prigione per oltraggio a pubblico ufficiale. I 2 schiaffi, semmai, dovrei riceverli, non darli». «Ma qui usa così», spiegò gentilmente la guardia. «Per una multa intera 4 schiaffi, per mezza multa 2 soli». «Alla guardia?» «Alla guardia». «Ma è ingiusto, è terribile». «Certo che è ingiusto, certo che è terribile», disse la guardia. «La cosa è tanto odiosa che la gente, per non essere costretta a schiaffeggiare dei poveretti senza colpa, si guarda bene dal fare niente contro la legge. Su, mi dia quei 2 schiaffi e un'altra volta stia più attento». «Ma io non le voglio dare nemmeno un buffetto sulla guancia, le farò una carezza invece». «Quando è così», concluse la guardia, «dovrò riaccompagnarla alla frontiera». E Giovannino, umiliatissimo, fu costretto ad abbandonare il paese senza punta, ma ancora oggi sogna di poterci tornare per viverci nel più gentile dei modi, in una bella casetta col tetto senza punta. Il pulcino cosmico. L'anno scorso, a Pasqua, in casa del professor Tibolla, dall'uovo di cioccolata, sapete cosa saltò fuori? Sorpresa! Un pulcino cosmico, simile in tutto ai pulcini terrestri, ma con un berretto da capitano in testa e un'antenna della televisione sul berretto. Il professore, la signora Luisa e i bambini fecero tutti insieme «Oh!» e dopo questo «Oh!» non trovarono più parole. Il pulcino si guardava intorno con aria malcontenta. «Come siete indietro su questo pianeta?» osservò. «Qui è appena Pasqua. Da noi, su Marte ottavo, è già mercoledì». «Di questo mese?» domandò il professor Tibolla. «Ci mancherebbe! Mercoledì del mese venturo, ma con gli anni siamo avanti di 25. Il pulcino cosmico fece 4 passi in su e in giù per sgranchirsi le gambe e borbottava: «Che seccatura! Che brutta seccatura!» «Che cos'è che la preoccupa?» domandò la signora Luisa. «Avete rotto l'uovo volante e io non potrò tornare su Marte ottavo». «Ma noi l'uovo l'abbiamo comprato in pasticceria». «Voi non sapete niente. Quest'uovo in realtà è una nave spaziale travestita da uovo di Pasqua e io sono il suo comandante, travestito da pulcino». «E l'equipaggio?» «Sono io anche l'equipaggio. Ma ora sarò degradato, mi faranno perlomeno colonnello».
Beh, colonnello è più che capitano. Da voi, perché avete i gradi alla rovescia. Da noi il grado più alto è cittadino semplice. Ma lasciamo perdere, la mia missione è fallita. Potremmo dirle che ci dispiace, ma non sappiamo di che missione si trattava. Ah, non lo so nemmeno io. Io dovevo soltanto aspettare in quella vetrina finché il nostro agente segreto si fosse fatto vivo. Oh, interessante, disse il professore. Avete anche degli agenti segreti sulla Terra? E se andassimo a raccontarlo alla polizia? Ma sì, andate in giro a parlare di un pulcino cosmico. Vi farete ridere dietro. Oh, giusto anche questo. Allora, giacché siamo tra noi, ci dica qualcosa in più su quegli agenti segreti. Essi sono incaricati di individuare i terrestri che sbarcheranno su Marte ottavo tra 25 anni. Ma è piuttosto buffo. Noi per adesso non sappiamo nemmeno dove si trovi Marte ottavo. Lei dimentica, caro professore, che lassù siamo avanti col tempo di 25 anni. Per esempio, sappiamo già che il capitano dell'astronave terrestre che giungerà su Marte ottavo si chiamerà Gino. Disse il figlio maggiore del professor Tibolla, proprio come me. Pura coincidenza, sentenziò il Cosmo Pulcino. Si chiamerà Gino e avrà 33 anni. Dunque in questo momento sulla Terra ha esattamente 8 anni. Oh, guarda, guarda, disse Gino, proprio la mia età. Non mi interrompere continuamente, esclamò con severità il comandante dell'uovo spaziale. Come stavo spiegandovi, noi dobbiamo trovare questo Gino e gli altri membri dell'equipaggio futuro per sorvegliarli senza che se ne accorgano e per educarli come si deve. Cosa? Fece il professore. Forse noi non li educhiamo bene, i nostri bambini? Mica tanto. Primo, non li abituate all'idea che dovranno viaggiare tra le stelle. Secondo, non insegnate loro che sono cittadini dell'universo. Terzo, non insegnate loro che la parola nemico fuori dalla Terra non esiste. Quarto... Scusi, comandante, lo interruppe la signora Luisa. Come si chiama di cognome quel vostro Gino? Prego, vostro, non nostro. Si chiama Tibolla. Gino Tibolla. Ma sono io! Saltò su il figlio del professore. Urrà! Urrà che cosa? Esclamò la signora Luisa. Non crederai che tuo padre e io ti permetteremo... Ma il pulcino cosmico era già volato in braccio a Gino. Urrà! Missione compiuta! Tra 25 anni potrò tornare a casa anch'io! E l'uovo? Domandò con un sospiro la sorellina di Gino. Ma lo mangiamo subito, naturalmente! E così fu fatto.